Scatman's World. Comandante veneziano, siamo su MotoGP 13. Allora ragazzi, dobbiamo continuare il momento magico dopo le grandi prestazioni di Mugello, Catalogna, dei Le Mans, Mugello e Catalogna. Adesso siamo ad Assen, ragazzi, altro circuito favorevolissimo. No, vedi offerte, resta nel team, io voglio restare nel team perché devo vincere nella Yamaha di Vale Rossi, Iveco TT Assen. Altra gara da vincere assolutamente. Round 7. Email personali. Obiettivo squadra terzo posto. Manager personale, vabbè, solita cagata. Twitterone. Allora, Mertens, vai come ne facci sognare. Nicolino Aidi, tornare in Olanda è sempre un piacere. Valentino Rossi, la gara di Assen si prospetta impegnativa. Quotidiani, eccoli qua, appuntamento ad Assen. Andiamo ragazzi, sono sotto il diluvio ad Assen, purtroppo ultimo posto in griglia, bruttissime qualifiche ragazzi, è andata male però sono strafiducioso per la gara, ormai lo sappiamo, è sempre la solita storia, in qualifica una merda, ma in gara. Vai ragazzi, la terza Olanda, Assen, sempre la tappa del mondiale, possiamo recuperare 25 posizioni in un giro, però dobbiamo fare il giro perfetto, il giro della vita, il giro comandiano. Dai ragazzi, andiamo tranquilli, non dobbiamo avere troppa fretta. Questo è un circuito favorevole, attenzione Comenda ai danni, non aver fretta Comenda, per cortesia, abbiamo tutto il tempo del mondo. Mamma mia, Comenda ammazza qualcuno ufficiale. Bravo Comendone, adesso andiamo, siamo già 14esimi. Vai in accelerazione, ciao Barbera Berlusconi, Patatore, apre lo spritz. Mamma mia che bel inizio, che grande inizio Fioi. Questo è il comandone che vogliamo. C'è vizioso e Brad Pitt, vizioso e Pitt vizioso. Occhio. Ecco qua, ho rischiato per il cazzo. Sesto posto comunque, sesto posto, non è ancora finito il primo giro, sono molto soddisfatto. Madonna, Brad è pericoloso, mi ha fatto cadere tante volte Pitt. Ciao Lorenzo, dai che in accelerazione sono più veloce, l'ho presa benissimo sta curva, ciao magnifico, ciao magnifico. Ancora rischio, c'è l'innominabile Pedrosino. Mamma che primo giro, mamma che primo giro, mamma che primo giro. Mamma che giro, l'avevo detto che potevo recuperare tutte le posizioni in un giro. Ne ho recuperate 24, giro record per Valentino. Se c'è Rossi Comendone davanti a tutti ragazzi, l'Italia domina. Bravissimo, che sorpasso, che Comenda. Fastest lap del Comendone. Bravo veneziano, il veneziano se ne va, incidente per Edwards. E adesso voglio la fuga comendiana. E adesso voglio la fuga comendiana ad Assen per portare a casa un'altra vittoria storica. Dopo un inizio disastroso il veneziano è in grande ripresa. Dai Comendone. Adesso voglio la fuga veneziana in un circuito dove sono strafavorito Assen. Vai Comendone, peccato le qualifiche, che proprio le qualifiche non vanno. Dai veneziano, adesso con calma, con freddezza. No, che cagata ragazzi, che cagata. Dobbiamo stare tranquilli, Valentino ci supera. Valentino, madonna, adesso sofferenza infinita, Dai Comendone, portala a casa che è successo, per continuare la striscia di risultati positivi. Un secondo posto e 2 vittorie. Queste sono le ultime 3 gare del veneziano, che vuole assolutamente vincere il primo titolo mondiale in MotoGP per poi andare in Ducati e vincere per una volta italiana. Comenda in fuga adesso, non c'è niente da fare, sono io il re di Assen. Io ho delle gare ragazzi dove sono insuperabile e in altre invece faccio da cagare.
Vai Comendone. Manca un giro per la gloria, manca un giro per la gloria. E questa curva è sempre delicata, molto bene. Dai che Tori è felice, dai che la nostra mascotte è felice. Il veneziano in fuga. 2 secondi di vantaggio su Rossi. La Yamaha vuole la doppietta italiana dei due fenomeni italiani. Vai Comendone. Vai Comendone. Bravo Comendone. Questa è una gara dominata dal primo giro, anche se eravamo ultimi, abbiamo recuperato tutto quanto. In meno di un giro eravamo già primi, ragazzi. Non c'è niente da fare. Il veneziano domina Dassen nella Monte Carlo del motociclismo. Questa è una delle gare più difficili del mondiale, ragazzi, e il Comendone ha dimostrato di essere un grande, un fenomeno. Vai venezianone. Vai venezianone. Finalmente una gara dominata alla grande. Calma. Ok. Possiamo andare anche piano perché è finita, ragazzi. Il Comendone va a vincere il Gran Premio d'Olanda. Ma sì, chi se ne frega, tagliamo. Ed è fatta, ragazzi, è fatta. Grandissima vittoria per il veneziano. È incomprensibile, con questa vittoria si è imposto su piloti di grandissimo talento. Doppietta Yamaha e doppietta Comendone Rossi. Ragazzi, anche Rossi in forma strepitosa. Ragazzi, il Comendone ha dimostrato di essere un fenomeno in questa gara. Ho distrutto gli avversari a 3 secondi. E porca mignottona. Ok, range up. Team manager. Grande piazzamento, ragazzi, il Comendone c'è. Non voglio vedere la classifica, ragazzi, perché lo so tranquillo. Se no mi nervosisco e poi faccio cappelle. Twitterone. Fenati, vederti correre oggi è stato davvero un piacere. Arrabat, gran gara oggi Comenda. Marquez, complimenti Comenda. Il Comenda sta volando. Grande veneziano. La grande rimonta. Allora il malesiano di merda, quinto, che bravo il malesiano. E adesso andiamo al Sachsenring per un'altra impresa. 3 vittorie consecutive per il Comendone veneziano. Any Motorrad Grand Prix Deutschland. Allora, email come al solito. Allora, obiettivo primo posto, no, terzo ancora, bene. Manager personale, va bene. Twitterone. Espinosa, un gran bocca al lupo per il Sachsenring vizioso. Oggi ho fatto un giro preliminare. Marquez, piccola pausa dopo Assen. Ok, ragazzi, ancora diluvio in qualifica. Ma che domarone, una sfiga. Cioè, non riesco a fare una qualifica con il sole. Comunque 21esimo posto. Vediamo Sachsenring. È un periodo che non sono. Vediamo il Gran Premio del Sachsenring, Germania, 8ª tappa del mondiale. Dai ragazzi, finiremo 3 vittorie consecutive e un secondo posto. Quindi stiamo andando alla grande. Una curva molto pericolosa, ma proprio pericolosissima. Cerchiamo di fare punti qua a sto punto. Chi se ne frega anche del podio, anche tra i primi 5 va bene. L'importante è non fare 0 punti perché sennò dopo sono pesanti in ottica mondiale. Vai, buono il Comendone. Attenzione. Brutta, siamo partiti molto male, ragazzi, a Saxa. Il Comendone tira fuori dal cilindro, una prestazione discreta almeno. Bravo Comendone, molto bene. Ok, fratello, molto bene. E adesso voglio la tirata comendiana. Vai la staccatona comendiana, siamo settimi comunque. Andando piano, tranquilli. Bravissimo. Il Comendone è in una forma incredibile, ragazzi. Mamma che Comenda. Mamma che veneziano. Mamma che veneziano. Siamo già quarti. Ocio. Questa curva è bastardissima. Lorenzo va un po' lungo. Giro record di veneziano. Niente, il veneziano è troppo in forma. Il veneziano è troppo in forma. Bene. Occhio a Marchetto Marquez. Il Comendone è primo, ragazzi. Non c'è niente da fare, il Comendone è in forma. Il Comendone è in forma con la 4ª vittoria di fila.
vuole illuminando, cazzo, mamma mia. Questo è veramente un momento magico, ragazzi. The magic moment. The magic moment. Stiamo tranquilli, stiamo buoni e andiamo a vincere la quarta gara consecutiva. Dobbiamo stare tranquilli però perché mancano ancora tantissime gare, quindi in questo momento forse siamo anche primi in campionato, ma dobbiamo stare tranquilli perché, come ripeto, mancano tantissime gare e l'errore dietro l'angolo come adesso, mamma mia. Sono in difficoltà, i miei avversari sono in piena difficoltà e io godo la grandissima, ragazzi. Dai che è finita, dai che è finita. Dai che è finita, dai che è finita. E il Cumendone c'è, il Cumendone c'è. Vai Cumendone, quarta vittoria consecutiva per il talento veneziano e sono 4 e poker. Questa vittoria si è imposto su piloti di grandissimo talento. Grandissimo, mamma mia che Cumenda, ragazzi, che Cumendone. Cumendone show, fiori, Cumendone show. E vai di Cumenda show. Allora, mail, grande piazzamento, manager personale, grande risultato, twitterone, allora Hagattone, ottima prima posizione, Fenati, andare così forte sa che significa avere talento, Cornflakes, grande prima posizione, e si gode, calendario si va a Laguna Seca, vai con sto Red Bull, e già sponsor Mr. Simaroni. Ok, twitterone, Crutch, vogliamo una vittoria a Laguna Seca, Valentino non si tra indizi, sole, cuore, amore, no, sole, California, Cavatappino, ragazzi, si tratta di vino. Pedrosino nell'ultima intervista ha promesso un bel piazzamento, invece no. Mail, ok, terzo posto sempre, e zoccoletta personale, ok. Ragazzi, gran premio degli Stati Uniti, Laguna Obesa, vai fiori. Sarà durissima continuare la striscia perché qua con la bagare è troppo difficile. Vai Cumendone. Bella, bravissimo. Vaffanculo. Ma dai. Non ci credo. Dio Cristo. Posso non commentare, ha fatto 10 secondi di gara, vaffanculo. Ecco qua chiaramente ho buttato via tutto quello di buono che ho fatto. Non ci credo, che sfiga. Sì, aveva andata a cagare. Andiamo a classifica. Quinto posto a meno 24, pensa a te, perché ero primo praticamente. E siamo a 24 punti, però adesso le prossime gare sono anche favorevoli. Ragazzi, se la giochiamo alla grande. 5 piloti in 24 punti. Prossime gare, allora, Indianapolis vittoria, Brno vittoria, Silverstone vediamo. Ok. Raga, un saluto al Cumendone veneziano, sono un po' incazzato per quest'ultima gara. Comunque ha fatto 4 vittorie consecutive e un secondo posto, quindi un grande Cumenda. Raga, un saluto al Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.